Siamo stati questa mattina, 1° ottobre, ospiti di Veritas all'Acquedotto di Venezia. Qui si trova un piccolo museo che custodisce testimonianze fotografiche e didascaliche, oltre che macchinari della storia dell'acquedotto. Ci ha seguito prima il dottor Seccarello, artefice del museo, che ci ha raccontato la storia dell'acquedotto, che nel tempo, come quello di Cavanella d'Adige, è stato oggetto di notevoli migliorie, raggiungendo importanti progressi, e ci ha seguito poi il dottor Ricci, addetto alla parte che riguarda le analisi dell'acqua. La sede di Venezia ha oltre un centinaio d'anni, si trova nell'ex convento di Sant'Andrea, ristrutturato tra il 1882 e il 1884 proprio con lo scopo di ospitare l'acquedotto. Da qua passa tutta l'acqua per il fabbisogno di Venezia, isole, tranne Burano, e da oltre 10 anni anche per Chioggia. Noi di Chioggia Azzurra spingiamo l'utilizzo dell'acqua del rubinetto come acqua potabile, la preferiamo a quella minerale in bottiglia per vari motivi. Il primo, l'acqua del rubinetto non ha una qualità inferiore, subisce anzi molti più controlli, molto più rigidi rispetto all'acqua venduta in negozio. Non usa imballi e non usa trasporto. Per l'acqua del rubinetto quindi non si inquina e non si produce plastica. Prelevata da falde, su di lei vengono effettuati quasi 1 milione di controlli annui, anche per verificare la presenza di inquinanti emergenti quali le microplastiche e i FAS, inquinanti da cui si è verificato è totalmente libera. Ci hanno sottolineato che l'acqua, pura quando viene immessa nelle tubature, e se il rubinetto presenta alterazioni, sono dovute alle tubature stesse, ma non quelle in capo a Veritas che vanno manutenute, ma quelle interne agli immobili. Veritas può comunque effettuare controlli su segnalazione per quanto riguarda la qualità dell'acqua. I tecnici dell'acquedotto effettuano controlli H24 7 su 7 proprio per garantire la totale salubrità a Venezia come a Cavanella, a cui sovrintende l'ASL di competenza. Le normative sui controlli dei parametri sono diverse per l'acqua del rubinetto e per quella in bottiglia, molto meno stringenti. Per dare continuità al controllo, gli impianti hanno componenti ridondanti che permettono il proseguo anche dell'analisi della fornitura in caso di guasto di qualche componente. Noi continuiamo a spingere l'acqua del sindaco. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Autonomia, l'impugnazione da parte del Veneto dei ricorsi. Lei oggi andrà a Roma, il 3 appuntamento con Calderoli, con quale obiettivo? Ma guardi, sono 5 regioni che hanno ricorso contro la legge nazionale, noi pensiamo di essere parte lesa, perché se dovesse saltare la legge nazionale sicuramente si attacca l'autonomia e penso che questo sia corretto, difenderla fino in fondo. Andremo a Roma ad ascoltare il Ministro, ad ascoltare il piano e i progetti che ci sono nei cronoprogrammi per i prossimi mesi, per le prossime settimane, sapendo che in questa fase possiamo eventualmente discutere solo all'interno delle prime 9 materie delle 23. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Come tutta la regione Veneto, anche Chioggia è coinvolta nella maratona di lettura che si svolge nell'ambito del Veneto Legge. Filo conduttore di quest'anno Marco Polo, Eleonora Duse, Giacomo Matteotti, e la lettura di viaggio e quella di sport. Coinvolte le scuole e le associazioni aderenti al patto di lettura, ha affermato l'assessore alla cultura del comune di Chioggia Elena Zennaro, vice sindaco. Si tratta di una staffetta che partirà dagli studenti che animeranno alcuni angoli suggestivi della città.
Oltre alle scuole, ad animare la città il 4 ottobre sarà il Dipartimento di Salute Mentale di Chioggia, la Prometeo, l'Associazione Piccolo Teatro Città di Chioggia, l'ODV Big Fish, la SD, i Leoni di San Marco, oltre che il Gruppo Poeti Città di Chioggia e ancora gli Stati Generali delle Donne, l'Università Popolare, il Proloco Chioggia Sottomarina e il Centro Formazione Danza. Il 6 ottobre in Corte Salasco a Cavanella d'Adice sarà invece la volta dell'Associazione Culturale Filistina. L'iniziativa Il Veneto Legge pone al centro la lettura ad alta voce con lo scopo di promuovere la lettura, appunto, e i libri e con l'obiettivo di contribuire a rendere la pratica della lettura un'abitudine sociale, diffusa e riconosciuta. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Massimo rispetto per coloro che hanno raccolto le firme e che vogliono proporre appunto il referendum per stoppare la legge, perché è diventata la legge dell'autonomia in Italia, la legge dell'autonomia differenziata per le regioni che hanno appunto proposto all'epoca il referendum e che è stato votato. Rammento che in Veneto sono andati a votare 2.300.000 cittadini, il 97% chiamati gli elettori che si sono recati e hanno dato il loro contributo, e dunque a maggior ragione io credo che siano questi signori che stanno ponendo la questione del referendum per stoppare la legge a dover dare delle risposte a questi cittadini, compreso anche il sottoscritto. Ripeto, massimo rispetto per coloro che hanno presentato la proposta di referendum per bloccare l'autonomia, però voglio ricordare che saranno degli enti preposti, la Corte Costituzionale piuttosto che la Cassazione, a dover decidere il da farsi del proseguo appunto del referendum o no. Io voglio solo ricordare alcuni concetti. Si tratta di un centramento non basato su ideologie politiche, ma su dei fatti veri e propri, cioè su una gestione complessiva delle macchine amministrative dei territori. Già l'autonomia è prevista in Costituzione, ancora dai padri costituenti, e basta leggersi la Costituzione. Dunque chi è che va contro la legge non è certamente chi ha promosso l'autonomia, ma chi invece oggi vuole contrapporsi e vuole stopparla nella sua applicazione. L'autonomia dimostra ancora una volta che darebbe la possibilità, visto che oggi già l'Italia è a 2 velocità, ma questo non vuol dire che è colpa dell'autonomia, ma è più che altro colpa del centralismo. Se si vuole continuare in questo verso, io credo che non ci sia tanta speranza per questo paese, parlo a 360 gradi. Dunque a maggior ragione siamo consapevoli dell'importanza nella gestione appunto di uno strumento come può essere l'autonomia differenziata, LEP o non LEP, e che dia la possibilità veramente, a scanso di equivoci, perché non c'è nessuna secessione dei ricchi, ma veramente spacca Italia, ma una grande opportunità per il paese Italia a 360 gradi, per una gestione più attenta, più precisa delle risorse dei territori e non solo. E dunque io credo che sarebbe ora e tempo che con loro che si contrappongono a questa possibilità di cambiamento storico di gestione del paese, che vadano a dire appunto cosa hanno in mente di fare per i loro territori, che poi tra l'altro parlano realtà che hanno già le loro forme di autonomia, perché parlano realtà che sono già autonome e vorrebbero appunto bloccare la libertà invece di movimento alle altre regioni che invece hanno tutto l'interesse di voler portare queste forme di autonomia di gestione che, ripeto, non vuole lasciare indietro nessuno, e dunque a maggior ragione basterebbe soltanto che qualcuno analizzasse e approfondisse in maniera più dettagliata cosa prevede oggi l'autonomia differenziata, con l'EP e senza l'EP. Mi dà l'impressione che ci siano più ideologie politiche, contrapposizioni politiche, che in realtà il buon senso che c'è attorno a questa legge. Dunque, ripeto, massimo rispetto per il referendum e la raccolta firme che sono stati messi in campo da alcune realtà partitiche, associative e quant'altro,
però credo che l'autonomia sia un qualche cosa che va ben al di sopra, sia un qualche cosa che veramente può dare un cambio di rotta all'intero paese e che non è soltanto di sviluppo per i paesi veneti, piuttosto che la Lombardia, piuttosto che l'Emilia Romagna o tanti altri che hanno chiesto queste forme di autonomia, ma all'interesse di tutto il paese Italia. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.